Gentili telespettatrici, gentili telespettatori, ben ritrovati con Rosso e Nero, buongiorno, e parliamo ovviamente ancora dell'elezione del Presidente della Repubblica. Ieri vi abbiamo accompagnato sul fotofinish della bocciatura di Marini in diretta qui nei nostri studi. Oggi a quest'ora vediamo nascere la candidatura forte del Partito Democratico intorno al nome di Romano Prodi, eccolo qua in un abbraccio con Pierluigi Bersani durante la campagna elettorale. Il nome di Prodi proposto da Bersani ai grandi elettori del Partito Democratico questa mattina, accolto, raccontano le fonti interne, da una standing ovation e comunque da un Partito Democratico che compattamente si sposterà su Prodi alla votazione però di oggi pomeriggio, non quella in corso che richiede ancora la maggioranza qualificata, quindi gli oltre 670 voti irraggiungibili a questo punto per chiunque. Diciamo, nel pomeriggio si tenterà, come vedete puntualmente è cominciato lo spoglio di questa votazione, lo seguiremo grazie a Repubblica con voi in diretta. Infatti c'è almeno per un indipendentista c'è un meno peggio, il Presidente della Repubblica se non lo eleggono voi siete contenti? C'è sicuramente un peggio del peggio, che? Perché adesso sappiamo che Prodi al momento è in Africa e altro che persona degnissima, sarebbe giusto che rimanga in Africa, perché se torna qua non sarebbe solo lo sfacelo per i cittadini italiani. Ha detto che torna il prima italiani, possibile, per cui torna. ma anche per il Veneto, perché questo personaggio non solo rappresenta lo statalismo anni 70-80 con l'IRI, non solo rappresenta la tassazione fatta a fine anni 90 per entrare nell'euro, non solo rappresenta i poteri forti in Europa, non solo rappresenta la tassazione fatta per ridurre il deficit, abbiamo visto cosa è successo, questo rappresenta il centralismo, questo rappresenta il passato. Romano Prodi è la peggior cosa che può succedere per il benessere dei cittadini italiani. Forse per un indipendentista potrebbe andare anche bene, perché accelera il peggioramento di questo Stato. Ma la cosa fondamentale da segnalare qua è che ci fosse un governo forte, allora il Presidente della Repubblica fa il cagnolino di compagnia, ma ha poca importanza. In questa questione invece potrebbe avere un potere politico, e sarebbe gravissimo darlo al paladino del centralismo e dell'apparato non solo italiano ma anche internazionale. Prodi il peggiore dei nomi circolati, però. È sicuramente il peggiore, piuttosto erano passati anche dei nomi validissimi, tipo Sabino Cassese, che è un giurista esperto di diritto internazionale, che comunque ha la mentalità aperta per concepire un cambiamento anche a livello europeo e la nascita di nuovi stati. Lo stesso Sergio Romano, che tra l'altro è vicentino come me, si è espresso a favore di una ipotetica scissione, parole sue, del Veneto dall'Italia, se la cosa avviene in maniera democratica. Quindi i nomi ce ne sarebbero. Poi sicuramente il peggio possibile per gli italiani, oltre che per il Veneto, è Romano Prodi. Ma c'è un problema qua, non è che problema c'è? non è solo questione di odio tra destra e sinistra, non è solo questione del fatto del passato di Prodi. Il problema è che questo personaggio è colpevole, tanto quanto Berlusconi, dello sfaccello degli ultimi 15 anni, perché come Presidente dell'Unione Europea e come Primo Ministro dello Stato italiano ha fatto delle scelte gravissime, a scapito del benessere dei cittadini all'interno dello Stato italiano. Quindi è una cosa irresponsabile mettere una persona che è stato causa di tutti questi problemi, del declino dello Stato italiano degli ultimi 15 anni, che lo ricordo sempre, lo Stato italiano è il paese al mondo che cresce il meno di tutti secondo il Fondo Monetario, e per di più è il paese al mondo con la tassazione più alta al mondo. Romano Prodi è colpevole di questo perché lui ha alzato le tasse per l'euro, lui ha alzato le tasse per ridurre il deficit, quando qualsiasi persona che ha fatto un minimo di economia sa che se aumenti le tasse diminuisci la crescita. Questo non è solo una persona che può rappresentare i parlamentari in Italia, questa è una persona che è colpevole dello sfacelo del declino dello Stato italiano. Tanto dovrebbe bastare. Diciamo che sicuramente non è quello che ti porta nella Terza Repubblica, via, è uomo della seconda, con tutta evidenza. Sulle tasse, solo per amore del cronista, non siamo il paese con la più alta pressione fiscale. È vero che chi ce l'ha più alta, sto parlando dei paesi del nord Europa, ha spesso in cambio servizi un tantino diversi, ecco, così dire. Sì, ma oltre a quello, giusto per un eufemismo. ma faccio una brevissima nota su quello. Sì, e poi la telefonata. Che si pensa che i paesi scandinavi abbiano una tassazione più alta perché non viene messo in conto nel PIL l'economia sommersa.
Però se teniamo conto dell'economia sommersa che non paga le tasse all'interno dei calcoli per lo Stato italiano, al netto di questo lo Stato italiano ha la tassazione addirittura più alta della Svezia. Questo non lo so, torno da Pizzati, devo ancora una risposta su D'Alema, perché prima per un attimo si sarebbe potuto far intendere che fosse il suo candidato, invece è il cavallo su cui, se dovesse giocarsi 2 euro, se non ho capito male, Pizzati lei scommetterebbe. Io vorrei fare anche una breve premessa. Prego. Perché a uno di Indipendenza Veneta che vuole la completa indipendenza del Veneto dovrebbe importare dell'elezione del Presidente della Repubblica italiana. Il punto è che anche con l'obiettivo referendario per diventare uno Stato indipendente del Veneto, noi non possiamo permettere che questo avvenga con la miseria dei cittadini italiani, cioè deve avvenire in una situazione dove comunque vengono tutelati gli interessi economici e di crescita anche dei cittadini dello Stato italiano. Quindi per questa cosa ci vuole anche un Presidente della Repubblica italiana, anche se sarà di uno Stato estero, che ha un'apertura mentale per concepire che sta avvenendo un cambiamento in tutta Europa, cioè che deve essere pronto al fatto che nei prossimi 12-18 mesi nasceranno dei nuovi Stati in Europa, parliamo della Scozia, della Catalogna, delle Fiandre e con tutta probabilità anche del Veneto, perché adesso giustamente non se ne parla, però quest'autunno ci sarà un referendum consultivo per fare l'indipendenza del Veneto. Quindi in questo scenario europeo non possiamo avere un capo dello Stato italiano di mentalità chiusa, di mentalità rivolta verso il passato. D'Alema com'è secondo lei? Sicuramente è ai livelli di Prodi, secondo me. Non è un miglioramento, però la cosa peggiore che ci può essere è un Presidente della Repubblica italiana che funge da freno, che peggiora la situazione per i cittadini italiani in una situazione diciamo 1989, di Berlino, cioè siamo in una situazione che ancora non ci rendiamo conto di quello che accadrà tra pochi mesi, no? Tra qualche anno. Ah beh, nessuno lo sa davvero. Non si sa che ci sarà il referendum per l'indipendenza del Veneto, però bisogna prepararsi che in autunno questo ci sarà. Pizzati che è il più fuori di tutti, secondo lei Bersani si fa invogliare da questa offerta ai 5 Stelle o ormai... no, sarebbe meno peggio di Prodi, del centralismo, sarebbe un minimo di apertura mentale in più nel visione di un'Europa che cambia, un'Europa dei popoli, mentre Prodi rappresenta non solo il centralismo italiano ma anche il centralismo europeo che sta completamente all'opposto di quanto crediamo noi di Indipendenza Veneta. Noi ci fermiamo qui, grazie a Lodovico Pizzati di Indipendenza Veneta per essere stato con noi quest'oggi e di aver parlato di Presidenza della Repubblica, ma torneremo ovviamente più si avvicinerà l'autunno a parlare del referendum che voi aspettate con tanta attenzione e tanta passione, sul referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto, quello sostenuto anche da pezzi di Consiglio regionale del Veneto. Grazie anche